Vivere e recitare la preghiera del Rosario. Al cuore dei festeggiamenti nella comunità di Santa Sabina di Trigoso sta proprio questa pratica ancora diffusa. Nel borgo, arroccato alle pendici della strada per il Passo del Bracco, ogni anno si rinnovano con solennità le celebrazioni per Nostra Signora del Rosario. La preghiera è uno strumento per affrontare anche le difficoltà del momento attuale con fiducia e speranza. In questi tempi della Chiesa, che anche il Papa appunto sente la fatica e la Chiesa forse ha bisogno di sostegno, di preghiera, il Rosario, la Madonna del Rosario è sempre stata, come dire, la preghiera che ha salvato, potremmo dire, la Chiesa. Nella messa del mattino il vescovo Alberto Tanasini ha spiegato l'origine di questa preghiera legata ad uno dei momenti di difficoltà vissuti dalla Chiesa nell'Alto Medioevo. Quale preghiera poteva aiutare l'impegno di conversione se non quella del Rosario, che attraverso Maria fa contemplare i misteri di Cristo e la sua redenzione. Da qui una consegna particolare del vescovo per la comunità di Trigoso. Chiediamo a Maria, attraverso il Rosario, di desiderare profondamente una vita cristiana più autentica. Secondo, abbiamo fiducia. La preghiera del Rosario è preghiera di fiducia. Il vescovo ha quindi riaffidato la comunità parrocchiale a Maria con la preghiera di supplica. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono. Le celebrazioni sono state caratterizzate dalla partecipazione di alcuni fedeli dell'unità pastorale dell'Alta Versilia, in particolare della frazione di Farnocchia nel comune di Stazzema, che ha contraccambiato così la visita ricevuta dai trigosani nel mese di luglio. È un contraccambiare, al di là della retorica, gioioso, perché è bello scoprire realtà nuove, è bello rincontrare i tappeti della pace. È bello vedere un'altra comunità che alla pari della nostra si riunisce e fa festa, sì.